Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Natalia, dalla giovanilissima e freschissima voce. Un abbraccio a tutti i nostri 14 radioascoltatori, gatti compresi, animali vari, domestici. Un abbraccione grande alla nostra Tina e un abbraccione grande al nostro Matteo. Noi stiamo trattando un tema da lungo tempo, abbiamo cominciato 2 anni fa ormai, un tema delicato, cardine, quello della democrazia, il democratos, il potere che naturalmente dovrebbe spettare al popolo, non ad altri, al popolo, e da questo dovrebbe essere esercitato. È un cammino travagliato, dell'importanza del quale difficile da far capire, da far comprendere, non è semplice, anche se viene trattato così a braccio in modo molto piano, che però ho notato che viene ripreso ultimamente anche all'interno ad esempio delle associazioni cattoliche, delle varie emanazioni della Chiesa Cattolica. Ieri sera una brillantissima elaborazione a riguardo da parte del grande avvocato Roberto Bonacina da Seregno per l'opera Guanella. Viene ripreso quel tema che è fondamentale. Perché? Perché capire, l'avvocato Bonacina l'ha incentrato sulla Costituzione attuale, ma siamo sempre lì, gli articoli 2 e 3. Nasce l'origine di quello che è il significato, può essere il significato e deve essere il significato degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Ci arriveremo piano piano, ma ci arriviamo. Nasce agli inizi fra la seconda metà dell'Ottocento, come abbiamo visto, e la prima parte del Novecento. Noi siamo arrivati al pontificato di Pio X. Pontificato di Pio X che viene visto come tradizionale. Lui era il figlio di una specie di messo comunale dell'impero austro-ungarico, dell'impero asburgico, e la mamma era una sarta, era veneto, e passa per un tradizionalista, e per di più era sospetto anche al Regno d'Italia, proprio perché è figlio di un dipendente dell'impero. E tanto che per 1 anno e mezzo circa il Regno d'Italia, il re, ritenendo che a lui spettasse l'approvazione della nomina di Giuseppe Sarto, di quello che sarà Pio X, a patriarca di Venezia, gli impedì di occupare la posizione che competeva di patriarca a Venezia per 18 mesi, finché alla fine gli diede il consenso. Lui non era né un diplomatico né aveva approfonditi studi universitari, era un pastore. Ripeto, passa per tradizionalista. In realtà fu un pontificato cruciale dopo quello di Leone XIII. Leone XIII, abbiamo detto, ha preso di petto la questione sociale, cioè i problemi del popolo. Dopo che la Chiesa, col Papa Re, è diventato infallibile e che aveva bisogno delle terre per esercitare la sua funzione di vicario di Cristo, dopo questo prende atto la Chiesa cattolica, i cattolici in Italia, il 98% della popolazione, prendono atto della esistenza di una questione sociale, cioè di una questione dei problemi che riguardano il popolo. Ecco perché io vedo, ma credo sia indubitabile, lì in questa presa di posizione il germe
del problema della democrazia, della democrazia moderna, quel kratos, quel potere che spetta al popolo. Pio X segue quella linea da pastore, perché conosce i problemi della gente. Lui, figlio di persone umili, e che ha sempre esercitato il suo episcopato, prima a Mantova e poi a Venezia. Lo esercita con la gente, vive tra l'altro umilmente quando diventa papa in un appartamento appositamente predisposto, un appartamento semplice, insieme alle sorelle che lo accudiscono e al nipote, l'unico nipote sacerdote, che ha il cognome di Parolin, ma che non è parente dell'attuale segretario di Stato. Vede, in realtà sente i problemi del popolo e capisce che per poter far sì che il popolo cresca, popolo cattolico per lui, anche perché, ripeto, è il 98% della popolazione, il popolo cattolico cresca, serve una cultura, dare dei principi, dei fondamenti precisi al popolo e approva quello che ancora oggi è conosciuto come il Catechismo di Pio X, visto in modo deteriore da una parte dell'intellettualità, in particolare del progressismo cattolico, in realtà per l'epoca modernissimo, perché attraverso formule semplici da mandare a memoria permette al popolo di avere a mente immediatamente, e anche quindi nell'eloquio popolare, usare principi, valori e senso del cattolicesimo così, parlando, utilizzandolo immediatamente a memoria. Cioè praticamente crea una cultura popolare automatica, quasi automatica. È una innovazione non retriva, non papagallesca, ma intelligente. Cioè, praticamente la gente a memoria, fin dalla più tenera età, sa quali sono i principi, i valori, gli indirizzi da seguire. Quindi è un catechismo rivolto a tutti, ovviamente, ma che culturalmente serve a tutti. Fa base culturale per il popolo, quella base culturale che mancava, perché, ripeto, l'ho detto le volte precedenti, all'incirca il 5% della popolazione era catalogata come capaci di leggere e scrivere, ma c'erano compresi anche quelli che sapevano soltanto apporre la propria firma senza neanche sapere cosa volesse dire. Il 2% della popolazione di allora era effettivamente acculturato, cioè sapeva effettivamente leggere e scrivere e più o meno capire quello che leggeva. Quindi lui con questo metodo fa in modo che si crei una cultura cattolica di base, tale per cui attraverso la quale poter giudicare, poter capire se qualcosa era bene e se era male, se alcuni provvedimenti erano giusti o erano ingiusti. Questo profilo culturale è il significato del pontificato e del catechismo di Pio X. Grandissima innovazione che rientra nel filone del pensiero che sarà poi dei fondatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E questo è un punto. L'altro punto che caratterizza il pontificato di Pio X
di San Pio X è la sua lotta al modernismo, volta a combattere lo scientismo emergente a quell'epoca. Scientismo che, ricordiamocelo, è base della teoria marxiana, quindi del socialismo, perché ricordiamoci sempre che il socialismo ha come propria caratteristica di base il fatto di essere una teoria scientifica, cioè misurabile, scienza, causa-effetto. E dall'altra parte lo scientismo dato dalla teoria, assunto dalle teorie liberali, che come mezzo per rendere sempre più efficace la produzione, che era affidata alle masse popolari schiavizzate, e per fare in modo che sempre più l'uomo fosse sostanzialmente al servizio della macchina. Questa è la lotta al modernismo, tanto messa in ombra, di Pio X. Lotta al modernismo che, se osservate, né più né meno ricalca e risonanza oggi nell'allarme che giustamente Papa Leone XIV pone rispetto alla evoluzione e involuzione tecnologica dell'intelligenza artificiale, cioè praticamente l'asservimento dell'uomo alla macchina, la quale è istruita da qualcuno che può dare le istruzioni che vuole. Se osservate, il parallelo e il problema è ancora quello. E la ferocia del combattimento, della lotta intrapresa da Pio X ha questo significato. Già allora non c'erano gli strumenti tecnologici di oggi, però l'idea, quella scientista, che aveva attecchito anche all'interno delle gerarchie dei teologi cattolici, è ancora quella. Il problema è ancora lì. E lui aveva visto in questa teoria una difficoltà, un pericolo per il popolo e quindi per la possibilità per il popolo di esercitare il suo potere, quel Kratos che gli dovrebbe spettare. Quindi conservatore sicuramente lo era, ma apertissimo. Come sempre le grandi rivoluzioni le fanno i conservatori. I rivoluzionari non ottengono mai niente, grandissimi casini. I conservatori fanno le grandi rivoluzioni, che mettono in atto le strutture per combattere i mali della società. È un dato oggettivo, storico. Bene. L'altro aspetto, dunque, attenua il non expedit di Pio IX, quindi consente ai cattolici di partecipare alla vita pubblica, ma rimane molto perplesso circa il fatto che quella che era diventata la grande intuizione di Leone XIII, cioè la dottrina sociale della Chiesa, attraverso l'enciclica, soprattutto l'enciclica Rerum Novarum, potesse essere incapsulata, governata da un partito, o corrispondesse a un partito. Perché? Perché se il potere spetta al popolo come tale, nel suo complesso, un insieme di costumi, di lingua, di arti, espressioni artistiche che lo caratterizzano, pensare che ciò che conviene al popolo e alla sua questione sociale possa essere oggetto di parte, argomento di parte,
o meglio, portato come parte, è una contraddizione in termini. Il partito è parte di quel popolo che ha delle sue esigenze, dei suoi interessi, ma necessariamente non corrispondono agli interessi di tutto il popolo. I due partiti allora esistenti, il Partito Socialista e quello liberale, i padroni da un lato che schiavizzavano il popolo, che schiavizzavano gli operai, i dipendenti, e con la rivoluzione industriale, dopo la rivoluzione industriale, e dall'altra parte i socialisti che riunivano la massa di queste persone oppresse, schiavizzate, ma con l'intesa di conquistare loro il potere, in quanto attraverso le strutture che si sarebbero dati, quindi a discapito di un'altra parte del popolo, non potevano assolutamente corrispondere all'interesse del popolo. Quindi la dottrina sociale della Chiesa, che era rivolta a tutto il popolo, non poteva essere assunta da una parte di esso. Una parte dei cattolici invece riteneva che per portare avanti l'interesse del popolo i cattolici dovessero manifestarsi attraverso un partito, e questo è in sé contraddittorio, che lo si voglia o no, è contraddittorio. Pur se le circostanze storiche dell'epoca portavano verso una soluzione di quel tipo, perché obiettivamente non era semplice la questione, però dal punto di vista teorico è chiaro che c'è una contraddizione in termini. Non ci può essere un partito che fa il partito per il popolo in sé. Può esserci il partito che assume alcuni principi, valori e senso per fare in modo che, quindi un partito transitorio, per fare in modo che il popolo possa essere veramente tale, possa avere quel kratos che gli spetta. Se volete, è un problema che riemerge ai tempi nostri, riemerge ai tempi con la Lega, la quale è partito transitorio finché non si attua il federalismo e l'autonomia, che intendeva mantenere e far pesare, affermare i principi e i valori dei popoli del nord dell'Italia. Ecco, questo è il problema che si pone agli inizi del Novecento, perché il pontificato di Pio X va dal 1905 al 1914, muore Pio X nel 14, muore Ardini Tedeschi, vescovo di Bergamo, nel 1914 per un tumore. Sono le due figure luminose della socialità di quel tempo. E è lo stesso problema che si pone oggi, che si è posto e che si pone ancora oggi, uguale. Ora, l'altro aspetto che che contrasta rispetto all'opinione di una parte dei cattolici, cioè che si debba formare il partito, Don Luigi Sturzo, è quella di coloro che ritengono, con Pio X, che si debba rinforzare la cultura, la conoscenza del popolo per fare in modo che poi i partiti possano occuparsi di singoli problemi, di singoli interessi, ma che ci sia un quadro tale per cui ciascun cittadino, ciascuno di coloro che appartengono al popolo possa usufruire dello Stato per quelle che sono le sue necessità. E questo è un altro tema, perché contrasta con gli interessi, col potere, con la storia dell'allora Regno d'Italia. Il re addirittura era il titolare della Costituzione, lo Statuto Albertino, che aveva ottriato, cioè aveva concesso al popolo, ma che poteva anche prendersela e portarsela indietro. Questo è l'ulteriore aspetto.
concentriamo l'attenzione sul fatto partito, non partito e democrazia. Se il potere deve appartenere al popolo, è evidente, dicono quelli che poi fonderanno l'Università Cattolica, da Padre Gemelli, Monsignor Odiati, quel gruppo sarà poi Monsignor Ratti, Papa Pio XI, Monsignor Adriano Bernareggi, questa gente che alla fine sta alla base della creazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e affermano che si debba elevare quella cultura veramente allora ridotta ai minimi termini, il 2% sapeva effettivamente leggere e scrivere, per fare in modo che il potere potesse essere effettivamente esercitato dal popolo. E in questo, sostanzialmente, mettendo le basi, i semi, per una contestazione anche del sistema monarchico allora esistente, cioè è il popolo che spetta il potere, mica il re. Ecco, questo è già un contrasto che a mio avviso è fra le ragioni profonde della prima guerra mondiale, cioè il popolo che vuole un suo potere o c'è chi fa in modo che possa avere un suo potere, mentre il potere tradizionalmente da secoli spetta al re, alla casa reale. E questo è l'altro aspetto che si conosce poco, che si valuta poco, così come si studia e si valuta poco, si conosce poco, la vicenda democratica dei cattolici, che fondamentale. Sono loro che creano, anche perché la quasi totalità della popolazione, sono loro che creano le basi per la democrazia. E lì si pone questo ragionamento, cioè se il potere spetta al popolo, nel momento in cui si hanno anche più partiti che devono esserci come espressione di opinioni diverse all'interno della società, c'è però un dato, e cioè se il potere di gestione, in teoria, facciamo sempre della teoria, spetta all'insieme o spettasse all'insieme dei partiti, in quanto espressioni di interessi di parte, quel potere non è più del popolo, è o di tutte quelle parti messe assieme, che può in qualche modo, è una specie di puzzle che ricompone il popolo, oppure se prevale il criterio della maggioranza, quel potere aspetta a un partito o a un insieme di partiti che portano avanti i loro interessi che però non sono quelli del popolo nella sua interezza, sono interessi di singole parti, di singole strutture che hanno dei fini loro specifici che non sono quelli del popolo. In ogni caso non si realizza il kratos demu kratos, non si realizza. Diventa quella che tanto obliata, dimenticata, fu l'osservazione dopo la fine della seconda guerra mondiale del professor Maranini dell'Università di Firenze. Il professor Maranini disse: abbiamo creato un mostro perché dopo la fine della seconda guerra mondiale, anziché procedere nel senso della democrazia, stiamo procedendo nel senso della partitocrazia, che non è democrazia in sé. Poi che si avvicini è un altro discorso, ma che sia democrazia non lo è. E il problema, lo vediamo oggi, è ancora quello degli inizi del Novecento, tale quale, cambiato niente. I due filoni quindi nel mondo cattolico, uno che propende per una conoscenza maggiore, anzi almeno sufficiente, una conoscenza culturale sufficiente, tale da poter rendere possibile al popolo l'esercizio
di quel potere che dovrebbe rispettargli, e dall'altra parte quella che ritiene che per conseguire un effetto di questo tipo si debba passare attraverso un partito temporaneo, o magari temporaneo poi si sa quando comincia, non si sa mai quando finisce. È una visione diversa, duplice, che si scontra, che sono due visioni che si scontrano all'interno dello stesso mondo cattolico. Ovviamente la visione che ritiene necessaria la fondazione di un partito ha altre sfaccettature, perché genera altre sfaccettature, e cioè se è necessario un partito per risolvere la questione sociale e approdare a una democrazia, quel partito ha dei suoi contenuti laici, autonomi, dei suoi programmi che sono diversi necessariamente dal rispetto all'enunciazione della dottrina sociale della Chiesa. Hanno per finalità quella di realizzare questa dottrina, quindi di realizzare alla fine una democrazia, ma il processo può essere effettuato in modi con sistemi che sono diversi fra loro. Ed ecco che nello stesso mondo cattolico si aprono due filoni, uno più strettamente conservatore per certi aspetti, quindi in linea comunque, o comunque compatibile con la linea seguita da Pio X, e dall'altro lato un altro che dice no, per andare incontro alla modernità occorre assumere un linguaggio, comportamenti che siano moderni nel senso socialisti sostanzialmente. Quindi si apre nel mondo cattolico una visione tale per cui viene proposta l'esistenza di un partito, sì, ma con linguaggio, terminologie e comportamenti di fatto socialisti. Don Romolo Murri. Ora, questi sono i due filoni che poi diventano tre, cioè, che si aprono e che sono tutt'oggi l'esempio, il chiarissimo o la chiarissima origine di quello che sono oggi le posizioni politiche anche degli stessi cattolici, diventati in quanto partito minoranza assoluta, perché seguendo la via del partito alla fine la storia ci dice che le cose stanno così. Allora era la totalità, e la suddivisione è questa, il quadro di partenza è questo, e siamo alla vigilia dello scoppio della prima guerra mondiale. Prima guerra mondiale, la prima guerra civile europea, la distruzione dell'Europa, la prima distruzione dell'Europa, che scoppia per cause che andremo a valutare anche sotto questo profilo sabato prossimo alla stessa ora, a Dio piacendo. Un abbraccione a Tina, un abbraccione a Matteo per tutto quanto quello che fa, e a sentirci sabato prossimo alla stessa ora. Avete